È uno dei borghi più belli d'Italia, quello che si trova nel comune di Valvasone Arzene, grazie all'eccellente stato di conservazione del nucleo storico caratterizzato da alcune dimore signorili del XIV secolo, in cui sorgono anche diverse attività economiche che sono rimaste aperte durante l'emergenza epidemiologica del coronavirus. Negozi spesso a conduzione familiare che hanno risposto positivamente alle richieste dei 4.000 residenti. Anche i commercianti hanno saputo reagire bene a questa situazione con gentilezza, serietà e mi sono piaciuti. Si riscopre la tranquillità, si riscoprono i paesi, le botteghe, le piccole botteghe di paese che sono una realtà. Abbiamo cercato di rispettare le regole sperando che questo serva a comprimere i tempi della chiusura. 2 mesi difficili comunque per il commercio locale. Abbiamo avuto la fortuna di avere la nostra clientela non più giornaliera come prima, magari venivano una volta alla settimana, prendevano per tutta la settimana e poi si chiudevano in casa. Da lunedì si guarda con maggior fiducia, soprattutto da parte dei proprietari di bar e ristoranti. Siamo un pochino preoccupati per come risponderà la gente, per quello che sarà il lavoro futuro e se ci sarà la possibilità di lavorare o comunque piano piano di riprendere i ritmi precedenti. E non sono mancate purtroppo alcune vittime commerciali della pandemia, come i proprietari di questo studio fotografico che dopo 40 anni hanno dovuto interrompere, non senza dolore, la loro attività. Benché noi volevamo continuare ad essere presenti sul territorio per continuare a dare il servizio alla comunità, io e la Franca mi commuovo.